Si chiama Scuola di Sanità Pubblica, ha sede a Villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino. È un'eccellenza sanitaria regionale ormai stabilmente operativa nel Bassanese e contribuisce a formare i medici veneti. Ed è destinata a chiudere i battenti per essere trasferita ad altra sede, probabilmente in provincia di Padova. Una tegola inaspettata per il prestigioso punto di riferimento nel territorio dell'ULSS 7 che si vedrebbe togliere da sotto il naso, se le voci del trasferimento dovessero essere confermate, un vero e proprio gioiello. A lanciare l'allarme è il vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco, che ha formalizzato un'interrogazione sull'argomento alla Regione. Questa è un'istituzione prestigiosa, nata negli anni grazie ad importanti contributi della Regione del Veneto, che ha permesso a questa struttura di diventare un centro di eccellenza, di formazione per i medici dei nostri ospedali, ma anche per i medici di medicina generale. Il vicepresidente del Consiglio ha raccolto molte segnalazioni sull'imminente dismissione della sede vicentina della scuola di proprietà dell'ULSS 7 Pedemontana. Non sono assolutamente d'accordo perché rappresenta un'eccellenza interaberica, rappresenta un importante centro di formazione, oggi facilmente raggiungibile anche grazie alla Pedemontana che è stata realizzata da poco, e quindi ritengo che questo importante centro debba rimanere all'interno della provincia di Vicenza, debba continuare a funzionare. Per non parlare del fatto che, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ormai celebre PNNR, siano in arrivo altri finanziamenti in grado di elevare ulteriormente l'eccellenza della scuola. Questa scuola potrebbe veramente diventare un polo di formazione per tutto il comparto medico, non solamente per il Veneto ma anche per il Nord-Est. Pochi mesi fa dalla struttura è stata stralciata anche la scuola di infermieristica, spostata a Schio. Con lo spostamento della formazione medica rimarrebbe un guscio vuoto, buono forse per fare cassa con un'eventuale vendita, ma sono in molti a chiedere in questo momento storico più attenzione alla sanità e meno al mercato immobiliare e ai tagli di bilancio.